La donna aggredita a ora di pranzo nel garage sotterraneo di via Giotto in pieno centro a Padova, ad alcuni giorni di distanza è ancora ferita e sotto shock e i familiari hanno deciso di offrire una ricompensa di 20.000 euro a chi darà informazioni che possono permettere l'identificazione dell'autore dell'aggressione. La rapina è stata violenta, il malvivente nell'intento di strapparle di dosso la collana d'oro ha ripetutamente strattonato e colpito la signora facendola cadere a terra e causandole la frattura della seconda vertebra cervicale e contusioni in varie parti del corpo. Per lei, i familiari hanno deciso anche una consulenza psicologica per farle affrontare il trauma. La signora sta molto male perché ha subito una frattura scomposta della seconda vertebra cervicale. Ha rischiato di rimanere paralizzata, è sconvolta. I familiari hanno già incaricato un psicologo che l'assista, che la segua. L'individuo è stato descritto alle autorità dalla signora come un uomo di razza bianca di circa 35-45 anni, alto 1,75 m, di corporatura tarchiata e robusta, con lineamenti facciali marcati. Quel giorno indossava un giubbotto o una felpa di colore rosso. Ogni informazione raccolta sarà girata alle forze dell'ordine e 20.000 euro sono una cifra molto alta. Un episodio di una tale gravità che forse merita una cifra così importante, perché la signora ha rischiato di morire a seguito di questa aggressione, in pieno giorno in centro a Padova. La signora non ha posto alcun tipo di resistenza, eppure ha subito un'aggressione di una violenza inaudita.